Dottor Farneda, oggi abbiamo visto e abbiamo conosciuto più nello specifico alcuni strumenti che possono essere di ausilio alle imprese. Compagnia delle Opere ovviamente ha un punto di vista privilegiato anche per capire un po' lo stato di salute delle imprese venete in questo caso, anzi del Triveneto, perché abbiamo saputo che c'è proprio anche in corso una fase di ristrutturazione e di ampliamento. Come ritiene che possano essere utili e vantaggiosi questi strumenti, parliamo del temporary management o del mercato alternativo del capitale, alle piccole e medie imprese che voi seguite quotidianamente? Ma sicuramente ci sono delle grosse opportunità. Prima di tutti noi abbiamo iniziato dall'anno scorso un percorso che si chiama Sviluppare l'impresa, dove facciamo dei dialoghi imprenditoriali su delle tematiche specifiche, proprio per aiutare le imprese a capire e a guardarsi dentro. La prima era il cambiamento, la seconda era il cliente da per a con, la terza sarà sull'azienda, sul suo interno. Chiaramente questo percorso, che non è un corso, permette alle aziende di individuare quali possano essere i punti di forza e i punti di debolezza. A questo punto un concetto di temporary management, se ben identificato e compreso, potrebbe fare veramente la differenza in questo momento. La ringrazio. A lei.